è stata una partita difficilissima perché loro sono una squadra cattiva, esperta. Penso che abbiamo fatto una partita di grande intensità, il campo era disastroso perché la pioggia ha rovinato tutto il campo, era una partita veramente difficile. Era difficile mantenere questa partita, vincere in casa perché solamente stavamo facendo pareggio in casa, questa partita dà continuità a tutti i risultati che stiamo facendo positivi, quindi siamo molto contenti, adesso a partire da domani e martedì pensiamo alla partita di domenica.